Questo è un progetto di creazione di un centro di eccellenza per la maglieria a Treviso, quindi abbiamo voluto riportare qua alcune macchine con una tecnologia innovativa per poter facilitare lo sviluppo di prodotti nuovi che noi stiamo appunto mettendo a punto e sviluppando qua. Ci serviva avere di fianco al design la parte tecnica per permettere di trasferire quello che è la storia di Benetton, il know-how italiano, il gusto all'interno di una realizzazione che aveva bisogno di avere qua di fianco queste macchine innovative. Sono macchine straordinarie che permettono di creare in un'ora, con un solo filo, senza attività di cucitura, un maglione. Questo rende competitivo il produrre nella zona, sta creando diciamo, lavoro sia per Benetton che per l'indotto, ma soprattutto è la punta di iceberg di un progetto molto più ampio per sviluppare una nuova linea che fa leva su questa tecnologia e sulle nuove tecnologie che verranno messe a disposizione, perché stiamo collaborando con Shima che nel frattempo continua ad andare avanti a sviluppare diciamo, cose nuove in un settore come la maglieria, che è area di innovazione in tutta l'industria e che fa parte del cuore di Benetton. Quindi un ritorno della produzione in quest'area che è stata il fiore all'occhiello per la produzione Benetton, il rimettere nello stabilimento di Castrette una linea produttiva ridà fiducia ad un'area insomma, che è stata anche un po' passato dei momenti non facili, penso ai tempi della subfornitura. Non è il ritorno della produzione, è la creazione di un centro di sviluppo in modo tale che le attività ad alto valore aggiunto rimangano qua. Poi Benetton è un'azienda globale che vende in tutti i mercati del mondo e fa sourcing in tutti i mercati del mondo, ma vuole riportare qua quello che è il cuore dell'attività appunto di sviluppo e di valore aggiunto della maglieria, che vogliamo che diventi uno sviluppo di un nuovo filone di produzione. Ok, Bene,